Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La trasmissione che parla di calcio dilettantistico dal campionato di Serie D sino al campionato di seconda categoria. Ospiti, classifiche, risultati e soprattutto anche la presenza molto carina, molto particolare di una delle nostre penaltine, Giada Di Mauro. Ciao Giada. Buona domenica a te Ettore e buona domenica a tutti voi. Buona domenica anche a Carmelo Puglisi in postazione subito perché tra pochissimo parleremo del campionato di interregionale. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, e diamo subito modo di conoscere il primo ospite di questa puntata di Penalty, il portiere del San Gregorio, campionato di eccellenza, girone B, ovvero Giuseppe Di Mauro. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti, grazie Ettore per l'invito. Ci mancherebbe, d'altra parte state facendo un bel campionato, quindi credo che l'interesse è un po' da parte di tutti in questo momento su questo San Gregorio che cercherà, se possibile, di sfuggire ai play-out. L'obiettivo è quello di salvarci direttamente senza disputare i play-out. Sappiamo che comunque è un po' difficile perché comunque il campionato quest'anno è molto equilibrato e sappiamo che comunque sarà una lotta fino alla fine. Però voi vedo che siete molto determinati e questa è la cosa più importante probabilmente, no? Sì, quello sì. Benissimo, allora partiamo subito con il campionato di interregionale, lo facciamo chiaramente con Giada che adesso ci leggerà i risultati, li commenteremo con Carmelo Puglisi. Carmelo, è andata male anche questa volta per la Ciriale, pazienza. Sì, è stata una domenica negativa per tutte e due le catanesi, sia per la Ciriale che per il Paternò, peggio per la Ciriale per la verità. Benissimo, allora risultati e classifica per quanto riguarda questo girone I del campionato di interregionale. A te Giada. Ribera batte Acireale 3-0. Messina Palazzolo 3-1. Cosenza Paternò 2-0. Licata Vibonese 1-1. Città di Messina batte Nissa 2-1. Noto Agropoli 2-0. Procavese Gelbison 0-0. Ragusa Comprensorio Montalto 3-0. Savoia batte Sambiase 1-0. Chiaramente per quanto riguarda la zona alta della classifica continua il duello tra la CR Messina e soprattutto questo Cosenza che continua comunque anche lui a vincere, quindi a tenere alto l'interesse per quanto riguarda la vittoria finale di questo girone I del campionato di interregionale. Guardiamo la classifica al completo. Messina in vetta con 58 punti, seguita da Cosenza 56, Savoia 43, Gelbison 43, Città di Messina 41, Ribera 36, Licata 35, Comprensorio Montalto Vibonese 34, Agropoli e Ragusa 33, Procavese e Paternò 31, Sambiase 29, Palazzolo 27, Noto 26, Acireale 15 e chiudiamo con Nissa soli 8 punti. Vittoria della CR Messina nei confronti della squadra siracusana del Palazzolo, ha un po' inguaiato di nuovo il Palazzolo, però i punti per la squadra messinese erano importantissimi. Carmelo. Continua questo duello fra Messina e Cosenza. A questo punto qualche settimana fa sembrava che il Messina potesse vincere anche con qualche giornata d'anticipo questo campionato, così non sarà perché il Cosenza di Gagliardi sta tenendo testa. Oggi il Messina ha sofferto al San Filippo, il Palazzolo era addirittura andato in vantaggio con Mazzeo, poi gol di Corona, Cocuzza e Paracchi hanno rimesso in carreggiata la capolista. Il Cosenza ha avuto pure qualche patema con il Paternò che ha tenuto bene specie nel primo tempo, poi una doppietta del capocannoniere Mosciaro ha consentito al Cosenza di conquistare i 3 punti. Vincono tutte e 3 le prime della classe perché ha vinto anche il Savoia di Amurra in casa. Sottolineiamo ancora una volta questa continua ascesa anche del Noto che continua a vincere e ad aggrapparsi con tutte le proprie forze al treno dei play-out, anzi credo che con la determinazione che hanno in questo momento i ragazzi siracusani chissà potrebbero anche riuscire ad evitarli questi play-out. Teoricamente tutto è possibile Ettore perché mancano 9 giornate alla fine del campionato e il Noto con questo filotto di vittorie è riuscito ad accorciare il distacco sulla zona salvezza a soli 5 punti, quindi adesso diciamo il discorso si sono riaperti soprattutto alla luce della straordinaria condizione psicofisica della formazione di Giancarlo Betta che oggi ha ottenuto un altro grande successo in scioltezza in casa
contro l'Agropoli. E sottolineiamo che con questa ennesima sconfitta del Paternò, la stessa squadra catanese rischia di essere, insomma, coinvolta nella zona calda per non retrocedere. In poche parole è quasi a un passo dai play-out, tenendo presente che dalle notizie che arrivano in settimana non è stata sicuramente una partita preparata nel migliore dei modi, quelle che hanno affrontato i ragazzi di Paternò a Cosenza. Peccato veramente, perché il Paternò fino a poche settimane fa sembrava addirittura impredicato di poter lottare per i play-out. La difficile situazione ambientale del Paternò, con difficoltà anche ad andare avanti, stanno un po' pregiudicando il buon campionato, e domenica prossima al Falcone Borsellino contro il Ragusa di Anastasi sarà una sfida chiave per i rossoblù di Strano. Tra l'altro il Ragusa, che oggi ha ottenuto un successo importante, 3-0, ha superato una formazione ostica come il Comprensorio Moltalto grazie alla tripletta di uno strepitoso Carmelo Bonarrigo, che è quello ancora dei tempi migliori. Perfetto, allora a questo punto, prima di sentire anche il parere del nostro ospite sul campionato interregionale, se non sbaglio già abbiamo il primo break pubblicitario, sì. Brevissimo. Sì, adesso il nostro primo sponsor partner, guardiamolo insieme. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Maxi offerta: 1000 biglietti da visita plastificati fronte retro a colori a €34,90. È il momento adesso di parlare anche con il nostro ospite. Allora, Giuseppe, campionato di interregionale, un campionato abbastanza impegnativo, con questo Messina che insomma da più parti viene candidato alla vittoria finale, il Cosenza che non molla. Io voglio parlare però della zona, quella che più ci riguarda, perché molte squadre siciliane insomma cercano di sfuggire ai play-out, probabilmente qualcuno non ci riuscirà, ed è la dimostrazione che questo calcio siciliano un po' in questo momento sta soffrendo, soprattutto in questo campionato di interregionale. Ma sicuramente sarà una lotta fino alla fine per quanto riguarda le squadre come il Nodo, il Paternò. Ti faccio vedere la classifica, se sei d'accordo. Sì. Ecco, guardiamo un attimo la classifica dell'interregionale, così possiamo renderci ancora in maniera più chiara della situazione un po' particolarmente, non dico drammatica, ma disastrata Ma sicuramente, come diceva poc'anzi il nostro amico, il Paternò ha avuto qualche difficoltà ambientale dal punto di vista anche economico, sponsorizzazione che purtroppo oggigiorno nel mondo del calcio non tutti li portano e le fanno, certo, con voglia. Per quanto riguarda il Nodo, spero che si salvi, perché comunque è una bella cittadina, è tanti anni che fa il campionato di Serie D. Vedo un po' in difficoltà la Cireale. No, diciamo pure che è in difficoltà la Cireale. Onestamente non so se riuscirà. Settimane, diciamo che probabilmente mi sembra quasi un destino segnato. È una lenta agonia, onestamente. È una lenta agonia, la vedo mi piace male. il termine, non so se sei d'accordo, Carmelo. Matica, Ettore. 9 punti in 9 partite è quasi impossibile recuperarli. Impossibile. Anche se ci fosse una ripresa nelle ultime settimane, soprattutto perché, ripeto, davanti comunque, nonostante le difficoltà inevitabili per chi sta nella bassa classifica, davanti comunque si cammina. Faccio un esempio: il Palazzolo oggi ha perso con la capolista, sì, ma ha giocato i primi 20 minuti da grande squadra, è andata in vantaggio con Mazzeo. Lo stesso Ragusa oggi ha vinto, il Paternò è vivo e lo ha dimostrato a Cosenza. La Cavese ha fermato il Gelbison, che è la quarta forza del campionato. Cioè, nella parte bassa della classifica comunque c'è una certa vitalità, fatta eccezione purtroppo per la Cireale e Nissa. Chiaro. E vabbè, pazienza. A questo punto abbiamo chiuso l'introduzione legata al campionato di interregionale. Siamo ottimisti comunque su questo Messina. Io credo che probabilmente sino all'ultimo lo scontro con il Cosenza rimarrà incerto. Quello che fa ben sperare per il Messina di Catalano è che comunque questa squadra ha un organico ampissimo, ha un po' sette vite come i gatti, anche nelle difficoltà riesce sempre a tirarsi fuori. Oggi ad esempio ha giocato un primo tempo sotto
sottotono, ma comunque ha qualità tecniche tali che riesce comunque sempre a trovare una soluzione. Questa è la caratteristica delle grandi squadre. È anche vero che tu per natura sei molto ottimista, sempre, soprattutto quando sì, si tratta della Civiale, sì, ma sì, nel senso positivo comunque. No, ma quello secondo me il Messina vincerà questo campionato proprio perché la qualità dell'organico è talmente ampia, è vero. E hanno dimostrato di essere una grande squadra perché nei momenti di difficoltà comunque sono riusciti a venirne fuori. Benissimo, perfetto. Allora abbiamo chiuso a questo punto la parentesi del campionato di interregionale e ci dobbiamo prendere la prima e adesso, pausa. Sì, una nostra prima pausa. A fra poco. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento con i risultati, le classifiche, gli ospiti dei campionati dilettantistici siciliani, dal campionato di Serie D sino alla seconda categoria e poi nella parte finale, come al solito, la finestra dedicata al calcio Catania e al Palermo. Oggi è stata una domenica veramente negativa, soprattutto per il Catania. Vabbè, ma ne parleremo poi dopo nella parte finale insieme a Dario, e non ridere, perché io mi amareggio quando insomma il Catania perde in questa maniera e credo che un po' tutti i tifosi si amareggiano soprattutto quando si perde in questa maniera. Bene, adesso il campionato di eccellenza, parliamo del girone A, subito i risultati e poi la classifica. Marsala Akragas 2-0, Raffadali Bagheria 1-0, Parmonval Folgore Selinunte 0-0, Atletico Campofranco batte Leonfortese 2-1, Alcamo Monreale 1-1, Mazzara Riviera Marmi 3-1, San Cataldese batte San Giovanni Gemini 2-1, Camarat Valderice 1-1. A questo punto, per quanto riguarda la classifica, l'Akragas, seppur perdendo in casa del Marsala, rimane ampiamente e saldamente in vetta in questo girone A del campionato di eccellenza. Sì, in vetta con ben 59 punti, San Giovanni Gemini e Campofranco 49, Riviera Marmi 46, Alcamo 44, Raffadali 40, Leonfortese 33, Camarat 32, Folgore 30, Valderice 26, Monreale 25, San Cataldese, Mazzara e Marsala, scusatemi, 24, Parmonval 23 e Bagheria 21. Allora Carmelo, guardando la classifica ci rendiamo conto che effettivamente, anche seppur perdendo, l'Akragas insomma come al solito fa un campionato a sé, ed è interessante anche la zona playoff, nonché anche la zona playout, perché insomma queste vittorie un po' particolari, come ad esempio quella del Marsala, ha un po' riaperto la speranza per la squadra trapanese. Ma di fatto nel caso dell'Akragas veramente si aspetta la matematica, più che altro oggi è una sconfitta che un po' danneggia la formazione di Rigoli, perché con un pareggio o addirittura conquistando i 3 punti si ci poteva sensibilmente avvicinare proprio alla matematica promozione. Mancano 5 partite con 15 punti in palio, 10 di vantaggio, avesse vinto oggi sarebbe andata a 13 e già domenica prossima ci poteva essere la grande festa dell'Esseneto. Va detto anche che oggi al municipale di Marsala è stata una domenica un po' surreale. Oggi la partita tra Marsala e Akragas neanche si doveva giocare, perché si è stato trovato un uomo privo di vita all'interno dello stadio, la partita non si doveva neanche giocare, poi alla fine si è giocata lo stesso, quindi è stata anche un po' una domenica surreale. Tuttavia non credo che questo abbia influito più di tanto sul risultato. Il Marsala, dopo qualche settimana di incertezza, riprende la sua corsa verso la salvezza, tra l'altro con l'organico, con gli innesti che hanno fatto a dicembre. La formazione di Sandri non dovrebbe avere particolari patemi a rimanere in eccellenza, senza o con i play-out. Benissimo, e a questo punto abbiamo un collegamento telefonico in diretta con il mister del San Giovanni Gemini, del girone A del campionato di eccellenza. Parliamo con Riccardo Chico. Mister, mi sente? Sì, male, ma la sento. Buonasera mister. Buonasera. Che è successo? Peccato, oggi una partita che poteva dare un ulteriore cambio di marcia alla squadra e addirittura portarla da sola al secondo posto. È stata una partita incidenti di percorso che ci possono stare, però in un momento topico del campionato non ci stanno.
abbiamo regalato il primo tempo dove poi loro nella ripresa più di perdere tempo, buttarsi a terra non hanno fatto. E purtroppo il rammarico è quello lì. Purtroppo siamo in un periodo del campionato dove chi lotta per salvarsi, chi ha delle ambizioni. Ogni partita diventa una vera e propria battaglia. Sì, usano tutti i mezzi leciti e illeciti. Non dico che ho trovato il clima di guerriglia, ma quasi. Mister, per quanto riguarda questa vittoria del campionato, l'Agragas ormai praticamente è decisamente e abbondantemente ormai lontana dal problema di vincerlo questo campionato, però io credo che il vostro sia stato un campionato di qualità, non perché adesso state magari soffrendo da qualche settimana. No, il nostro è un campionato dove noi, le ambizioni nostre era di fare un campionato di tranquillità, salvarsi senza pattini d'animo, però è normale che poi una volta che siamo lì dall'inizio dell'anno vogliamo restare nelle zone alte, anche perché alla fine i ragazzi lo meritano, la società, la piazza. Sarebbe da sciocchi buttare al vento quello che di buono è stato fatto fino adesso, però ripeto, il nostro campionato era tutt'altro, che l'Agragas si sapeva che era la squadra da battere, però non era di nostra competenza perché è una battaglia impari come spessore sotto tutti i punti di vista. È giusto che l'Agragas vince il campionato perché c'è una programmazione dietro, c'è tutto un assetto societario, pubblico e squadre che meritano la Serie D. Quindi il nostro in avanti noi cercheremo di restare nelle zone alte, certo, anche perché è un motivo d'orgoglio per tutti. Mister, lei l'anno scorso quando si è insediato, quando è arrivato a San Giovanni Gemini, ha trovato una situazione anche abbastanza difficile e delicata, però è riuscito a salvarsi l'anno scorso e d'estate praticamente con lo stesso gruppo siete riusciti a ripartire e quest'anno avete fatto tutt'altro campionato. Qual è stato il segreto? Per lo stesso gruppo no, per un budget ridotto rispetto all'anno scorso ho avuto la fortuna di trovare ragazzi di spessore dentro e fuori dal campo, quindi è stata una fortuna mia che poi alla fine ragazzi che conoscevo tutti dalla testa ai piedi, quindi sapevo cosa mi potevano dare sia in campo che fuori. Sono stato fortunato sotto questo aspetto, che qualcuno che non mi aspettavo sta andando anche oltre ogni aspettativa. Tra l'altro, mister, può essere un vantaggio adesso iniziare a pensare ai playoff con qualche settimana di anticipo, visto che comunque adesso l'Agragas viaggia verso la Serie D, pensare così in anticipo ai playoff può essere un vantaggio, intanto se anche voi pensate alla Serie D. Allora, per quanto mi riguarda non posso pensare né ai playoff a lungo termine né a breve scadenza. Ho una squadra che siamo come organico ridotto, quindi ogni settimana tra qualificati e qualche piccolo infortunio ho l'organico strimentito, quindi la differenza anche con chi ci precede è anche in questo, che tu, usando il termine, ti devi leccare la tarde in base a quello che hai, quindi so che non posso programmare niente, anzi devo vivere solamente alla giornata perché abbiamo anche problemi di allenamenti durante la settimana, in quanto appena piove abbiamo delle difficoltà ad allenare, quindi programmazione non è facile sotto questo aspetto. Certo. Mister, io devo chiudere il collegamento perché purtroppo insomma, la linea non è ottimale, però torno a dire che il vostro campionato è stato sin qui un campionato importante e credo che anche per la società la soddisfazione di rimanere sino all'ultimo aggrappato potenzialmente alla vittoria finale e chissà magari attraverso i playoff è sicuramente una stagione da incorniciare. Sì, sotto questo aspetto, ripeto, siamo andati oltre ogni aspettativa, però è giusto che ora i ragazzi si meritano quello che si sono sudati fino adesso, anche perché nessuno ci ha regalato niente in questo campionato. Certo. Come sarà nelle prossime partite. Benissimo, mister, spero di poterla risentire prestissimo e poi piacere. magari in una situazione migliore di collegamento volevo fare la domanda sulla ciliale, ma forse proprio in questo momento non mi sembra proprio neanche il caso.
apre una ferita già aperta. Immagino. Va bene, mister, buon lavoro e a prestissimo. Grazie. allora. In bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie. Peccato perché il collegamento non era eccelso, perché veniva quasi spontaneo, insomma, parlare della Ciriale anche con mister Chico. Insomma, mister Chico poi è un gran personaggio del calcio È siciliano. stata una leggenda, Insomma, è stata una leggenda soprattutto ci per quanto ripromettiamo, riguarda il Ettore, di calcio ricontattarlo. Assolutamente. Benissimo, allora prima di passare a parlare del girone B del campionato di eccellenza abbiamo una pausa pubblicitaria. Sì, andiamo in pubblicità, rimanete con noi. Continuiamo a parlare del campionato di eccellenza, dopo il girone A, adesso è il momento del girone B, abbiamo tra l'altro l'ospite per cui insomma avremo modo di approfondire questo girone che un po' ci appartiene perché è legato moltissimo alla provincia catanese. I risultati e la classifica di questa giornata domenicale. AC Sant'Antonio batte Rosolini 2-0. Atletico Gela San Gregorio 1-1. Mister Bianco Modica è stata rinviata. Comiso Atletico Villafranca 2-0. Tiger Brolo batte Vittoria 1-0. Real Avola Due Torri 2-3. Nuova Egea Mazzarrà 0-0. Orlandina batte Taormina 5-0. In classifica abbiamo l'Orlandina che continua ad essere la squadra leader, oggi insomma ha passeggiato contro la squadra del Taormina, ma guardiamo la classifica al completo. Orlandina rimane in vetta con 51 punti, Città di Vittoria 47, Due Torri 44, Nuova Egea 41, Tiger Brolo 37, AC Sant'Antonio 37, Mazzarrà 36, Real Avola 32, Mister Bianco e Taormina 31, San Gregorio 29, Comiso 21, Città di Rosolini 19 e chiudiamo con le ultime due rimaste, Atletico Villafranca e Atletico Gela, 15 punti. Carmelo, poi parliamo anche con l'ospite perché insomma l'ospite dobbiamo peccato parlare di perché tante cose. sarebbe stato ideale portare a casa i 3 punti da Gela, adesso ci spiegate e ci spieghi soprattutto tu come mai non ce l'avete fatta, però facciamo un quadro un po' completo del girone per adesso. Oggi a mio avviso, secondo me, Ettore, è stata una giornata a sorpresa perché tutti si aspettavano in realtà che in queste settimane il Vittoria potesse avvicinarsi ulteriormente alla capolista orlandina, invece oggi è stata la giornata decisiva per l'allungo dei tirrenici che hanno travolto 5-0 il Taormina in grande difficoltà, mentre il Vittoria ha perso a Brolo dove un gol di Gaglio ha consegnato i 3 punti al Tiger, però è un risultato a sorpresa a mio avviso, Ettore, perché intanto il Vittoria stava bene fisicamente, sì, arrivava dalla vittoria di domenica scorsa e perché il Tiger in settimana ha giocato in Coppa la gara di ritorno a Roccella Ionica in Calabria ed vincendo 2-1 dopo il 3-0 dell'andata si è guadagnata ai quarti di finale di Coppa Italia di eccellenza a livello nazionale, quindi un Tiger che poteva essere distratto dalla Coppa invece è andato a conquistare 3 punti rilanciando le proprie ambizioni di playoff, quindi oggi nel primo posto c'è stato il segnale importante della formazione di Raffaele, un altro segnale importante lo ha dato il Due Torri che è andato a vincere 3-2, ha espugnato il campo del Real Avola di Lucio Tosto. Allora, spiegaci cosa è successo Giuseppe, perché il Gela, insomma, non dico che mi sembra quasi allo sbando, però probabilmente ha già mollato la possibilità di agganciare i play-out, per cui voi siete andati lì convinti che forse la partita poteva essere facilmente risolvibile dalla vostra, invece avete incontrato un Gela che ha venduto cara la pelle e vi siete portati a casa soltanto un punto, un po' pochino per cercare di agganciare possibilmente una salvezza. Guarda, sicuramente abbiamo sbagliato l'approccio alla partita perché abbiamo subito gol dopo 30 secondi, un minuto e quindi molta disattenzione sì dai primi minuti, secondi della partita. Poi abbiamo avuto tante occasioni per rimetterci un pochettino in discussione, abbiamo preso un palo, un'ottima parata del portiere, abbiamo fatto il gol 1-1, poi nel secondo tempo purtroppo tra un po' la condizione fisica che è calata, la condizione mentale,
Non abbiamo giocato come nel primo tempo e purtroppo, anche se devo dire che al 94esimo c'è stato un episodio dubbio A a vostro nostro favore. sfavore, perché A non c'è vostro stato sfavore. concesso il rigore, Vabbè. che avrebbe cambiato comunque sicuramente la Indubbiamente, partita. indubbiamente. Purtroppo comunque ripartiamo da questo pareggio, veniamo da 2 risultati utili consecutivi. Domenica scorsa, mercoledì, nel turno infrasettimanale, avevamo battuto la Sant'Antonio, Sì. che è una squadra pretendente per quanto riguarda i playoff. Arcigna soprattutto. Molto, noi sappiamo che purtroppo sarà dura fino alla fine. Ogni domenica è una battaglia. Siamo Ogni domenica consci- diventa una finale per voi. Sì, quello sicuramente. Su chi fate corsa in questo momento? Se magari cortesemente possiamo rivedere un attimo la classifica del girone B del campionato di eccellenza, così possiamo anche renderci conto insieme a Carmelo chi effettivamente poi alla fine dovrebbe fare questi play-out. Perché io ad penso oggi- che Villafranca e Gela sono un po' fuori sotto questo punto di Ad vista. oggi sì, Villafranca e Gela momentaneamente occupano le ultime 2 posizioni che sancirebbero la retrocessione diretta. Io Noi- credo che sino all'Avola i giochi sono ancora persistenti. Ma paradossalmente, allora, io devo essere sincero, io non pensavo che il San Gregorio potesse rimettersi in corsa addirittura per evitare i play-out. State facendo un campionato straordinario, questo va detto e sottoscritto, però pensavo insomma che voi già foste concentrati per i play-out. Invece la classifica dice tutt'altro, la classifica dice che voi avete tutti i numeri, anche perché il Taormina è in grande difficoltà. L'Avola è regolare ma non riesce mai ad accelerare, ad avere un passo un pochettino più spedito. Ha fatto un mezzo miracolo. Ha fatto però, un mezzo miracolo Lucio Tosto, però sottolineiamolo, perché ancora non si quando è ha preso tirato- la squadra Lucio Tosto era proprio però, messa male. però ecco, ancora non si è tirato fuori. Sì. Il mister Bianco ieri non ha giocato, No, non ha giocato. dopo magari ne Sì, parleremo. sì. E quindi il San Gregorio ha veramente tantissime chance di evitare i play-out, e forse dal punto di vista fisico, come ha dimostrato anche la gara di sabato, ma soprattutto la vittoria con l'Aci Sant'Antonio, è una delle squadre che fisicamente sta meglio. L'impressione, Peppe, è che voi in questo momento abbiate più benzina del serbatoio rispetto ai È concorrenti. vera questa cosa, Giuseppe? Ma è quello che comunque ogni anno nel girone di ritorno dimostriamo nel campo, nelle classifiche finali. Noi L'anno sempre- scorso il miracolo è stato proprio nel girone di ritorno, poi con tutti i play-off sembravate un rullo compressore. L'anno scorso la lotteria dei playoff comunque non sempre vince la squadra, diciamo, meglio attrezzata, ma sicuramente quella che ha motivazione in Sì. più dell'avversario e anche più fortuna. Ma quello è un discorso dello scorso anno. Quest'anno sarà un po' più difficile. Anche se Ettore rimane comunque, perché Certo, loro a Leonforte certo. l'anno scorso hanno scritto una pagina di storia indelebile Indubbiamente. del calcio siciliano, perché nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto che loro vincessero Sì, con lo Scordia. sì, sì, sì. E hanno fatto una partita straordinaria, hanno lottato fino all'ultimo, una pagina di storia, questo comunque rimane Eravamo negli contro i annali. pronostici e siamo riusciti Quello a... rimarrà comunque negli annali. È vero, è vero, è vero. Va bene Giuseppe, io credo che comunque, come dice bene Carmelo, la squadra è viva, è determinata, tu stesso ce lo confermi. Diciamo che Gela può essere solo un episodio alla fine, cioè credo che anche già a partire dalla prossima partita, coscienti che in casa i punti vanno fatti perché sono più pesanti, dalla vostra potrebbe venire il risultato positivo. Sì, guarda, io guardo il bicchiere mezzo pieno, alla fine è sempre un punto che muove la classifica e domenica andremo a affrontare una squadra che lotta per la promozione tramite i playoff. La Nuova Igea è una squadra affrontata all'andata che ha dimostrato Però giocate in casa, di saper giocare, questo è sì. importante, E quello è un fattore E la Nuova importante. Igea non sta attraversando un buon È vero, momento, quindi è anche vero. il calendario sotto questo aspetto vi dà una mano. Anche oggi la formazione di giallorossa ha faticato, ha pareggiato soffrendo, quindi il calendario è dalla vostra. Comunque per chiudere, a questo punto questo girone chi lo dovrebbe vincere tra Orlandina e Città di Vittoria? Tu chi vedi più avvantaggiato rispetto all'uno o all'altro? Sicuramente rispetto all'altro girone, dove l'Agragas ha fatto un campionato a sé, questo è un campionato più combattuto. Credo che alla fine la spunterà l'Orlandina, è una squadra molto più organizzata e 4 punti alla fine, quando mancano 5 giornate, sono tanti. Certo, sono tanti. Quindi l'Orlandina
secondo il pronostico di Giuseppe Di Mauro. Benissimo, allora a questo punto abbiamo chiuso, volevi dire l'ultima... Veloce punto sulle catanesi, Sì. dopo la sconfitta nel Sì. derby, l'Aci Sant'Antonio nell'anticipo del sabato ha travolto 3-0 il Rosolini e si è rilanciato anche ipoteticamente in chiave playoff. Come noto non ha giocato il mister Bianco per Sì. il calcio siciliano intero è a lutto per la scomparsa di Pietro Scollo, storico massaggiatore del Sì. Vittorio. In realtà Pietro Scollo nel Modica Calcio Ha ricoperto vari ruoli. tutti i ruoli, dall'allenatore, il giocatore, insomma leggenda. Stamattina leggevo pure che ha anche contribuito a costruire lo stadio Sì, materialmente, sì, il vecchio sì, stadio sì. di Modica. Un nome Insomma, importante un dello personaggio sport che ieri ci ha siciliano. lasciato, ovviamente era doveroso non giocare, e infatti La cosa che più ieri a amareggia Massalucia non si è giocato. praticamente è venuto a mancare negli spogliatoi prima che iniziasse la partita. E, quindi e questo, leggevo sempre stamattina, contribuisce ancora di più a farne una leggenda. una leggenda, sono d'accordo, perché Scollo lo è stato sicuramente non soltanto per il calcio modicano, ma in genere per tutto il calcio siciliano, per la sua straordinaria qualità anche di uomo, Esatto. di uomo di sport. Benissimo, allora ringrazio Giuseppe Di Mauro, magari la prossima tua presenza qui a Penalty sarà legata, chissà, ad un momento super positivo del San Gregorio, vuol dire che vi siete salvati. Speriamo, dai. Benissimo, in bocca al lupo, e un saluto va anche a Carmelo, che come al solito è stato sempre molto preciso e celere per quanto riguarda il campionato di interregionale e i 2 gironi di eccellenza. Grazie Carmelo. Grazie a te e buona settimana a tutti i nostri telespettatori, a domenica prossima. Perfetto, noi adesso... noi ci dobbiamo proprio Ma non lo fermare. dire così, nel senso, sì. anche tu sei contenta. Sì, dobbiamo, a fra poco. Benissimo. Ecco, rientrati in studio con la presenza di Giada. In postazione abbiamo subito il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera. Come al buona solito domenica a con te tutti. parleremo del campionato di promozione, Alessio. Sì. C'è stato un grande risvolto nel girone D. Benissimo. Lo Scordia ha vinto Sì. e la San Pio ha perso, quindi ha allungato e forse ha messo il punto nel girone di È vero, promozione è D. vero, però questo è il girone D, insomma parleremo del girone Degli D altri abbondantemente nella parte finale, quando insomma avremo modo di affrontare questo girone, che è comunque uno dei gironi più importanti appunto del campionato di promozione. Andiamo subito a salutare i nostri 2 ospiti. Ritorna Enrico Scordo della Massiminiana. Ciao Enrico, ben trovato, ben trovato, reduce tra l'altro da Val Guarnera. Siamo appena tornati. Siete appena tornati, e c'è anche Sergio Franceschini, il direttore sportivo della Massiminiana. Buonasera a tutti Il voi. vostro mister è in perfetta forma. L'ultima volta che è venuto qui era molto contento e determinato, quindi Sì. sta proseguendo questo Siamo progetto. tutti sulla stessa strada. Benissimo. Stiamo percorrendo questa strada. Questo progetto della Massiminiana che vuole ritornare in promozione? Ma noi non abbiamo nessun tipo di obiettivo, cioè stiamo vivendo, diciamo, alla giornata. Benissimo, perfetto. E tu quando appendi le scarpette al chiodo? E ancora qualche anno mi sopporterete. Sto scherzando, ci mancherebbe. Sto scherzando, lui è una persona assolutamente super valida ancora. Dico bene, direttore? Assolutamente, abbiamo puntato fortemente su Enrico Scordo, che non solo è un grandissimo giocatore, ma mette anche quel Grande lo uomo spogliatoio, che questo lo insomma, conosco bene, è sempre E poi tra importante. l'altro io ho Sì. seguito più volte quest'anno la Massiminiana. Sì. Devo dire che Enrico Scordo con Stiamo le sue- parlando di prima categoria, Sì, sì, sì. sottolineiamo, per cui momentaneamente siete ospiti del campionato di promozione Sì. a Penalty, poi magari il prossimo sì. anno capiterà di parlare con voi anche di promozione. Dicevo, Dimmi. Enrico Scordo con le sue cavalcate parte dalla difesa, arriva all'attacco con una facilità che sembra ancora un ragazzino, non so, può confermare anche Sì, ma il tutto questo però con il DS. mister Costa, con qualche altro mister, non so fino a che punto sarebbe stato possibile. Sto scherzando, ci mancherebbe. Va bene, parliamo del campionato di promozione, lo facciamo subito con il girone A, i risultati e la classifica. A te Giada. Atletico Corleone batte Scandeberg Piana 5-1-0. Canicattì Campobello 3-0. Città di Carini Sera di Falco 0-0. Dattilo Città di Terasini 3-0. Mussomeli Cianciana 2-1. Profavara batte Partini Caudace 3-1. Salemi Aragona 2-0.
Sciacca Strasatti è stata rimandata per maltempo. In classifica abbiamo come al solito la squadra del Pro Favara che continua ad essere leader di questo girone A del campionato di promozione. Abbiamo avuto anche ospite qualche settimana fa il dirigente del Pro Favara, l'atmosfera sicuramente è molto positiva, sperano veramente a questo punto di ritornare al più presto nel campionato di eccellenza e credo che siano veramente sulla buona strada. Guardiamo la classifica al completo. Pro Favara è in vetta con 62 punti, Sera di Falco 51, Canicattì 44, Dattilo e Salemi 40, Cianciana e Città di Carini 38, Atletico Corleone e Sciacca 37, Mussomeli 36, Strasatti 34, Aragona 27, Campobello 22, Partinico Audace 20, Scandeberg Piana 18 e Città di Terrasini 13. Pro Favara ormai Sì, quasi ben con un poco- piede in eccellenza, io ben non lo poco volevo da dire, dire. però credo che la classifica parla chiaro. Sì, Alessio. infatti il Pro Favara ha vinto con un netto 3-0 e ipoteca appunto il salto di categoria in eccellenza. Ben poco da dire in questo girone che è dominata dalla formazione agrigentina. Che tra l'altro insomma il dirigente ci ha anche promesso che eventualmente lo vedremo prestissimo anche in studio, perché insomma promozionare il calcio agrigentino è molto, molto bello, tenendo presente che adesso c'è anche l'Agrigento che sicuramente raggiungerà il campionato di interregionale. Vuol dire che in questo momento questa provincia, mentre invece quella catanese un po' sta soffrendo, questa provincia agrigentina sta andando abbastanza bene, oltre quella messinese che credo che in questo momento sia la leader nel calcio dilettantistico. Enrico? Ma io non conosco le realtà di Agrigento e di Messina, posso dire che a Catania veramente ci sono molte difficoltà per fare calcio. Anche troppe, direi. Troppe difficoltà. Direttore, d'accordo? D'accordissimo, infatti noi quest'anno, se non era grazie a un gruppo di dirigenti che si impegnano tutti i giorni, insomma, sia con il lavoro nel campo ma anche a racimolare quegli sponsor per poter garantire, insomma, Sarebbe quelle un grande spese problema, minime, un grande era problema. assolutamente impossibile affrontarlo il campionato di prima. Benissimo, parliamo adesso del girone B del campionato di promozione, risultati e poi la classifica. Ciappazzi Igea Virtus 3-0, Collesano Montemaggiore 2-1, Delfini Vergine Maria Rocca di Caprileone 0-3, Cefalù batte Patti 1-0, Sant'Agata Palermo è stata rinviata, Sacro Cuore Milazzo Mamertina 0-0, Torregrotta batte Equipe Comprensorio Palermo 4-1. Vince fuori casa la squadra capolista Rocca di Caprileone e la squadra messinese continua ad essere leader indiscussa di questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica al completo. Rocca di Caprileone è in vetta con 59 punti, Igea Virtus 53, Cefalù 52, Spadaforese 50, Sacro Cuore Milazzo 46, Montemaggiore e Ciappazzi 38, Mamertina 33, Torregrotta e Cus Palermo 28 punti, Real Calcio 26, Sant'Agata 24, Delfini Vergine Maria 23, Collesano 17, Equipe Comprensorio Palermo 12 e Patti 11. Sono soltanto 6 punti di distacco, Alessio, Sì. però io credo che ormai Che anche in questo girone sì. la squadra messinese di Rocca di Caprileone probabilmente ha già quasi un piede in eccellenza. Sì, sono soltanto 6, ma sono 5 le gare che mancano per la fine di questo campionato. Il Rocca di Caprileone ha vinto in trasferta contro i Delfini Vergine Maria per 3-0 e conferma la propria leadership. Al cospetto di un Igea Virtus secondo in classifica che ha perso e ha perso male contro il Ciappazzi e rimane a -6 dalla vetta. Per quanto riguarda la griglia playoff, importante la vittoria del Cefalù e quella della Spadaforese che sono lì appaiate anche a ridosso dell'Igea Virtus stessa. Se cortesemente possiamo rimandare un attimo la schermata della classifica di questo girone B del campionato di promozione, volevo dire ai nostri ospiti che la conferma del grande successo momentaneamente delle squadre messinesi lo dimostra il fatto che questa accoppiata Rocca di Caprileone e Igea Virtus ha quasi fatto un po' il vuoto alle spalle, no? Sì, appunto come dicevi tu Ettore,
le squadre messinesi da qualche anno stanno dimostrando appunto magari di essere un po' più organizzate, magari hanno più risorse. C'è un po' di invidia anche, perché diciamolo pure, credo che comunque tecnicamente, soprattutto le squadre siciliane riguardanti che so, Catania e Siracusa, probabilmente hanno qualche cosa in più, però forse in questo momento le squadre messinesi dalla loro hanno questa organizzazione. Sicuramente penso appunto che è una questione appunto di risorse, di sponsor, di persone magari imprenditori locali che stanno vicino, di strutture, perché è ci molto sono importante. molti campi in sintetico. Direttore, non so se conosce bene la realtà messinese. Sì, diciamo qualche anno fa giocavo anch'io e mi ricordo che in quelle zone c'erano delle strutture sportive sicuramente migliori di quelle della nostra zona. Alessio vedo che annuisci, Sì, quindi è vero. è la conferma che soprattutto nel messinese le strutture sono veramente all'avanguardia. Sì, assolutamente sì, rispetto anche a Catania stesso, perché a Catania c'è una realtà di campi davvero drammatica, cioè ci sono... Disastrosa, Ecco. drammatica, Voleva essere un po' più tenue nel termine. È drammatica. È vero, cioè noi ci ritroviamo con campi di Nesima, Montepo, che sono davvero strutture inguardabili e inutilizzabili. Anche il campo comunale di Zia Elisa, che è stato chiuso, dove appunto la Massimiliana giocava lo scorso anno, è inutilizzabile. E nonostante tutto sono stati anche spesi dei soldi, circa 125.000 euro, per alzare semplicemente una recinzione. Vabbè, lasciamo perdere, stendiamo veramente un velo pietoso, perché è impensabile come non si pensi di organizzare bene il discorso strutture, soprattutto nella provincia di Catania. Proseguiamo, parliamo adesso del girone C del campionato di promozione, guardiamo i risultati e poi commenteremo anche la classifica. Real Giarre batte a Giranissoria 2-1. Belpasso Real Belpassese 0-2. Nicosia Riviera dello Stretto 3-2. Pistunina batte Sporting Via Grande 3-1. Real Santa Venerina Randazzo 0-0. San Sebastiano Fiume Freddese 4-1. Sportinsieme Enna 3-0, mentre il Troina riposa. Perde il Valverde, mentre invece il Via Grande. Scusate, il Via Grande perde il Via Grande, mentre invece vince il San Sebastiano, che a questo punto allunga e diventa la squadra leader di questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo la classifica? Sì, San Sebastiano è in vetta con 51 punti, Real Giarre 49, Sporting Via Grande 48, Real Belpassese e Randazzo 45, Pistunina 44, Belpasso 33, Fiume Freddese 32, Sportinsieme 30, Troina 28, Riviera dello Stretto 24, Aggiranissoria 23, Nicosia e Real Santa Venerina 16, Enna 0. Allora, San Sebastiano un po' sta giocando a farsi un po' rincorrere, dopo aver rincorso sia il Giarre che il Via Grande, adesso viene inseguita dal ritorno del Giarre, che aveva avuto qualche settimana di stop. Tra l'altro poi la settimana scorsa la San Sebastiano ha battuto il Real Giarre per 1-0 e quindi è balzato in vetta. Cosa ci fa pensare questo, Alessio, che probabilmente ancora sarà dura per entrambe le squadre, sia per quanto riguarda il Via Grande che per il Real Giarre, vedere di raggiungere il primo posto, perché questo San Sebastiano forse mi sembra leggermente più determinato. Assolutamente sì, anche se la corsa al titolo, tra virgolette, rimane sempre, secondo me, alle prime tre della classifica. San Sebastiano, Via Grande e Real Giarre hanno tutte e tre le carte regola per vincere questo torneo. Lo hanno dimostrato durante il corso del campionato stesso, sì. E chissà, possono anche vincere. Questa settimana il San Sebastiano appunto ha mantenuto la vetta forte dei suoi 51 punti grazie alla vittoria sulla Fiume Freddese per 4-1 al cospetto di un Via Grande che ha perso appunto lo scettro del girone uscendo sconfitta dal difficile campo di Messina contro il Pistunina per 3-1. Il Real Giarre ne ha approfittato e ha conquistato la seconda posizione in classifica vincendo ad Aggiranissoria per 2-1. Cari ospiti, che ne dite? Sarà una dura lotta tra Giarre, lo stesso Via Grande e questo San Sebastiano, che comunque mi sembra anche molto organizzato.
Sì, sicuramente San Sebastiano penso che è la squadra più organizzata, cioè penso che nel mercato estivo è stata quella che forse puntava più delle altre al primato. Il Giarre penso che è la sorpresa, perché è una squadra che proviene dalla prima è stata e stanno facendo molto bene addirittura e stanno facendo molto bene. Il Via Grande invece è un progetto che dura da qualche anno, perché buttò con i suoi ragazzi, i giovani. Ok, è un progetto che dura da qualche anno, però adesso bisogna quantificarlo questo progetto. L'anno scorso, sembra un po' l'incompiuta. L'anno scorso hanno sfiorato la promozione, quest'anno stanno disputando un ottimo campionato, quindi penso che la vittoria del campionato proprio se la giocano queste 3 squadre. Chi vedi favorito in questo momento nel trittico? Il mio cuore dice Real Giarre del capitano Costa, che insomma è anche fratello del nostro mister, e anche il Via Grande abbiamo tanti amici, certo. Però penso che San Sebastiano quest'estate ha fatto veramente un mercato importante e non ha preso subito i frutti, ma ora pian pianino sta uscendo fuori. Tra l'altro San Sebastiano, provincia di Enna, di un'Enna che ormai è scomparsa praticamente, ed è incredibile come un capoluogo di provincia scompaia in questa maniera, cioè è scandaloso, Enrico. Dispiace pure vedere appunto che in un girone di promozione ci sono 2 squadre ritirate. Cioè, qualche anno fa questo non accadeva. Scommettendo probabilmente un po' tutti ci avremmo scommesso, no? Mentre invece sull'Enna, che è un capoluogo di provincia, una squadra che ha fatto anche l'interregionale, ha fatto l'eccellenza fino a qualche anno fa, vederla non presentarsi insomma in un campionato dilettantistico come quello di promozione è la dimostrazione che sono forse un po' arrivati tutti alla frutta. Sicuramente, perché è da qualche anno che soffrono. È vero, è vero. Bene, chiudiamo il campionato di promozione, lo facciamo con il girone D. A te, prego. Sì, Aci San Filippo batte Caltagirone 3-1. Scordia Atletico Catania 3-1. Ellenica Sant'Angelo Licata 1-1. Rarinantes batte Città di Augusta 3-1. Santa Croce batte Niscemi 1-0. Enzo Grasso batte San Pio X 5-2, Scicli Real Ragusa 2-1, Sporting Battiati Mascalucia 3-1. Sconfitta a sorpresa per quanto riguarda la San Pio, lo aveva già anticipato anche Alessio, mentre continua la marcia trionfale a questo punto della squadra di Serafino, ovvero lo Scordia, che raggiunge addirittura quota 60 e probabilmente, forse, ha già chiuso il discorso promozione. Prego. Sì, proseguiamo con la classifica. San Pio X 55, Città di Augusta 47, Enzo Grasso 43, Real Ragusa, Atletico Catania e Santa Croce 39, Scicli 37, Aci San Filippo 36, Sporting Battiati 35, Sant'Angelo Licata 32, Ellenica e Rarinantes 27 punti, Caltagirone 24, Mascalucia 13 e chiudiamo con Niscemi 3. Allora, Scordia che arriva a quota 60, la San Pio si ferma a quota 55, anche il Città di Augusta a 47, e poi sul Città di Augusta io aprirei una parentesi perché insomma è successo un po' di tutto in settimana, le dimissioni di Castorina, qualche giocatore che ha già lasciato la squadra, l'allenatore che fu a suo tempo esonerato, Riccobello, doveva essere sostituito da Zarbano che ha rinunciato, insomma c'è un caos incredibile in questo momento ad Augusta. La cosa mi sorprende perché insomma sembrava ben organizzata e poteva fino a qualche settimana fa sembrare veramente l'outsider nei confronti di queste 2 squadre che pilotano il girone D del campionato di promozione. Mi sorprende perché insomma Cacciaguerra è stato sempre una persona abbastanza chiara e il fatto che abbia un po' mollato un po' ci ha sorpreso. Alessio. È vero, sì, anche se leggendo il giornale ho visto che l'Augusta poi ha schierato alla fine tutti gli uomini, gli 11 migliori. C'era Melo Costanzo, Bertolo non c'era perché mi sembra che sia squalificato. Ma comunque sia la situazione del Città di Augusta non è piuttosto semplice, infatti anche da un punto di vista della classifica la formazione siracusana rischia anche di disputare i playoff, in quanto ricordiamo che se il distacco tra la seconda e la terza è uguale o maggiore di 10 punti non si disputerebbero neppure i playoff. In questo caso sono solo 8 i punti di distacco, ma crediamo che la San Pio possa anche allungare questo distacco. Attenzione però, perché dietro il Città di Augusta c'è questo Enzo Grasso che insomma vincendo alla grande anche lo scontro contro la San Pio
vuole dire forse la sua anche per i playoff, sperando di rientrare entro i famosi 10 punti. Infatti, questo è sempre un punto interrogativo, ma comunque appunto dicevi bene, perché Lenzo Grasso ha sicuramente fatto il risultato della giornata, forse anche di tutti e 4 i gironi. Inaspettato. Ha battuto 5-2 la Sampio Decimo, nonostante la Sampio Decimo era passata in vantaggio con Garozzo, poi c'è stato un ritorno degli ospiti che ha siglato ben 5 reti per poi chiudere il risultato sul 5-2 sempre con il solito Garozzo. Voi avete molti amici, lo sappiamo, tra San Pio, Città di Augusta, Enzo Grasso. Credo che comunque lo Scordia ha dimostrato poi alla fine che insomma, la qualità e la quantità di una rosa importante possa diventare elemento fondamentale per poi vincerlo questo campionato. Probabilmente lo Scordia sta dimostrando di avere più costanza, perché per quanto riguarda la rosa importante penso che la San Pio non è seconda a nessuno. Sì. Perché ha veramente un... Allora c'è stato qualcosa che non è andato? Io non so di preciso cosa è successo, comunque sia stanno facendo un ottimo campionato e sicuramente se non dovessero arrivare primi si giocheranno tutto nei playoff e saranno sicuramente la squadra da battere comunque. Rimarrà sempre una squadra temibile, cioè una squadra che potrebbe fare il salto di categoria. La squadra di Scordia probabilmente a questo punto allora la date già per sicura vincente del girone. Ma a 5 giornate mi sembra dalla fine, 5 punti di distanza senza lo scontro diretto diventano pesanti, però sa che nel calcio... Tu parli sempre da direttore sportivo o da giocatore? No, io parlo da profondo conoscitore. Diciamo da conoscitore, sì, sappiamo però che insomma hai una bella dialettica e soprattutto conosci molto bene questi gironi, perché insomma sei giocatore di esperienza anche, dai. Ma uno segue anche appunto le persone care, cioè amici, conoscenti, quindi magari si informa delle vicissitudini. Beh, allora vincilo questo campionato così vai a farti il campionato di promozione. No, perché non so se tu sai, caro direttore, che insomma lui ha delle grandissime qualità, io glielo dico sempre, e poi soprattutto un conoscitore spesso e volentieri anche di una quantità di calciatori in queste categorie che è micidiale. Infatti il vero direttore sportivo è proprio lui, in realtà è lui. Io mi chiamo sempre volgarmente il direttore della Minnulata. Il vero direttore sportivo della Massimiliana è Enrico Scordo, è vero, lo dobbiamo dire. E comunque per la San Pio credo che veramente non mollerà. Conoscendo sia il patron Doccola che il direttore generale Giustolisi, Tuccio, che sono conoscitori del calcio, e comunque è una squadra che viene dalla prima categoria, tutta nuova, comunque rinforzata, una struttura veramente importante. Insomma, non è detta l'ultima parola, e comunque anche la Coppa potrà giocarsi anche lei, le carte sulla Coppa. Ancora ha buone chance di andare avanti in Coppa. Va bene, Alessio, ci siamo, allora abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di promozione. Io ti ringrazio, come al solito sei stato precisissimo. Grazie a te, a domenica con prossima. te chiaramente ci rivedremo la settimana prossima. Sì, perfetto. a domenica prossima. Benissimo, che facciamo adesso? Ci diamo una pausa perché poi parleremo del campionato di prima categoria, dei nostri amici tra l'altro, che hanno vinto a Val Guarnera, lo possiamo già anticipare, 4-0, insomma è stata una partita abbastanza abbordabile. Anche se il campo di Val Guarnera è un campo storicamente difficile. La partita si è messa bene dall'inizio, quindi poi abbiamo gestito bene. Visto parla da direttore sportivo. Benissimo. Ok, andiamo in pubblicità, pubblicità, allora. A fra perfetto. poco, rimanete con noi. La trasmissione si chiama Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'appuntamento della domenica in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle ore 19, canale 215 del digitale terrestre. La compagna di viaggio della puntata odierna è la sola Giada Di Mauro, mentre invece Lorena oggi è impegnatissima, lei fa anche la ballerina, quindi dobbiamo anche insomma, stare dietro alla sua tournée che fa sempre puntualmente in questo periodo. Mentre invece salutiamo in postazione un nuovo ingresso che da qualche settimana già fa parte della redazione di Penalty, parliamo di Leonardo Di Stefano. Ciao Leonardo, salve a tutti. Un in bocca al lupo e un buon debutto anche per te. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare il nostro Luca Loisi che è rimasto bloccato
rientrato a casa con la febbre, per cui insomma la sua mancanza si è fatta sentire, si è fatta sentire, però insomma i ragazzi che lo sostituiscono sono stati straordinari, soprattutto Leonardo, che oggi curerà appunto il campionato di prima categoria. Allora ci dai un quadro completo, così un quadro generale di 4 gironi. Parliamo del primo. Il girone D che vede tante partite giocate con grande vigore, con grande forza. Parliamo del girone di Messina. Il girone di Messina, esattamente, una partita che merita, tra le altre, quella dello Sporting Taormina contro Desport Gaggi, uno Sporting Taormina che ha avuto ragione di questo Desport Gaggi, per l'appunto vince 4-3, già i numeri parlano da soli, 7 gol tutti in 90 minuti ci fanno comprendere quanto questa partita sia stata audace nel rettangolo di gioco. Uno Sporting Taormina che è capolista in questo girone, nel girone D, con 55 punti, merita quindi l'attenzione. Al secondo posto che abbiamo? Al secondo posto abbiamo il Ghibellina con 48 punti. Quindi insomma i giochi sembrerebbero già quasi fatti. Sì, è una classifica abbastanza stretta, abbastanza corta, quella del girone D di prima categoria. Però è anche vero che il Taormina già da parecchie settimane insomma fa capire che è la squadra più tecnicamente dotata per vincerlo questo girone. Assolutamente sì, anche se a onor di cronaca dobbiamo dire che oltre il Taormina abbiamo altre squadre che hanno avuto modo di giocare e giocarsela fino alla fine, per esempio il Promende contro la Saponara. Vabbè che la Saponara comunque sia in ultima posizione con 7 punti, però vincere 2-0 potevano vincere anche con un risultato molto più nutrito, molto più decisivo. Perfetto, parliamo adesso del girone E, il girone catanese. Punto della situazione, che risultati ci sono stati e in classifica che abbiamo? Per quanto riguarda in classifica abbiamo capolista il Real Aci con ben 46 punti, subito sotto troviamo l'Atletico Pedara con 38 punti. Possiamo notare già dalla classifica quanto il Real Aci si distacchi, poi non così tanto dall'Atletico Pedara, comunque sono dei punti importanti, fa sì che il Real Aci durante tutto il corso della sua stagione ha dato modo di far valere la propria squadra. Noi tra l'altro abbiamo avuto ospite qui anche il mister Adornetto e vedo che c'è molto entusiasmo. Non so se voi avete avuto modo di seguire questo Real Aci di quest'anno. Hanno una squadra di grande qualità per la prima categoria. Io credo che sicuramente anche se ancora insomma il Pedara cercherà sino all'ultimo di fermarne la corsa, probabilmente il destino di vittoria in questo girone sembra già segnato. È una squadra di categoria, ha elementi proprio adatti alla categoria, difatti penso che non si faranno sfuggire ormai l'obiettivo del primato, perché hanno appunto giocatori che sanno come gestire. Bomber Valenti, dietro hanno dei giocatori validi come D'Amore, Spadaro, di esperienza. Sapranno gestire il vantaggio. In un campionato come questo io credo, soprattutto per la prima categoria, credo che siano fondamentali insomma questi valori di esperienza. Assolutamente, anche se il Pedara noi l'abbiamo incontrato in Coppa, è una squadra di tutto rispetto, ha giocatori veramente molti vengono dalla Despar dell'anno scorso che hanno fatto i playoff. Mister Barbagallo è riuscito ad amalgamare molto bene tutto il gruppo. E comunque Relaci anche ha puntato sull'esperienza, su gente di categoria, e stanno facendo veramente bene. Certo. Senti Leonardo, allora quindi di questo girone possiamo già dire che indubbiamente la lotta è tra Real Giarre tra il Real Aci e Atletico Pedara. La lotta è apertissima tra loro due, poi per il resto la classifica è abbastanza lunga e quindi possiamo dire che i giochi magari nella parte sinistra della classifica sono già fatti. Abbiamo ancora 2 mesi da giocare e con il calcio sappiamo che fino all'ultimo c'è sempre ovviamente da vedere. Certo, ci mancherebbe. Proseguiamo e adesso il girone F, così poi parliamo anche con gli amici della Massimiliana. Assolutamente. Punto della situazione. Per quanto riguarda il girone F troviamo l'Aquila San Michelese capolista con ben 51 punti, subito sotto lo Sporting Barriera con 49 punti, il distacco tra la prima e la seconda è davvero labile, davvero minimo. Ricordiamo che lo Sporting Barriera inizia il campionato con un punto di penalizzazione,
comunque sia riesce ad avere quindi il secondo posto aggiudicato e di conseguenza riesce a stare dietro questa Aquila San Michelese, che in quest'ultima partita ha stravinto 5-0 fuori casa, a casa del Megara Augusta. Benissimo, non ti abbiamo visto, hanno guardato noi col tuo commento, però va bene lo stesso, anche perché c'è la bellezza, insomma, della nostra penaltina, quindi ci può anche stare. Mi pare giusto, mi pare giusto. Beh, a questo punto dobbiamo parlare con voi. Massimiliana, come siamo messi? Cioè, continuate a sperare di agganciare questa San Michelese? Ma noi, come dicevo prima, abbiamo ormai il dovere di crederci, però sicuramente sappiamo che a 5 giornate dalla fine, a 5 punti dalla prima, sarà molto difficile. Cosa è mancato? È mancato a questa squadra? un inizio, come dire, con tante difficoltà, perché questa squadra è stata praticamente nata quasi quando già il campionato stava iniziando, quindi troppo tardi. Un po' tardi, però poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto un filotto di vittorie importanti e ci siamo trovati anche noi a dire la nostra per questo campionato, anche se appunto siamo un po' attardati per un inizio un pochettino balbettante. San Michelese che è attrezzata comunque secondo voi, direttore? Sì, penso proprio di sì, ma già si era visto dall'inizio che era attrezzata sia come società che come giocatori, poi si è rinforzata ancora di più nel mercato di dicembre e comunque ha dimostrato veramente di meritare, anche se la barriera veramente lì a 2 punti e se la deve giocare, che tra l'altro hanno scontro diretto. Io credo però sarebbe che la bello Barriera, che una squadra di Catania lo come Sporting Barriera ha qualche chance in più rispetto alla San Michelese, anche se i punti sono 2. Io credo che come organico probabilmente mi sembra più pronto anche eventualmente per giocarsi sino all'ultimo la vittoria finale. Ma anche la San Michelese, però la Barriera è veramente una squadra importante di giocatori veramente di valore. Il mister Cocivera ha veramente trovato la giusta quadratura. Noi abbiamo insomma all'inizio un po' sofferto anche questo. Insomma, il mister Costa ha dovuto aspettare un po' di tempo. Infatti lo diceva quando era venuto ospite qui. Insomma, i suoi schemi, partire in ritardo, poi alla fine... Ragazzi tutti nuovi, è stato un mosaico che si è creato pian pianino. Grazie a Isapuppo e il direttore generale Laudani hanno creato insomma questa squadretta che insomma ora stiamo raccogliendo i frutti. Se non dovesse arrivare l'eventuale promozione va bene, e penso che hanno già buttato le basi per la prossima stagione. Assolutamente, tanto ci Enrico riproviamo sicuramente sempre. cambia la squadra, perché lui sta sempre un anno solo e poi cambia squadra. No, spero di no. Fa come Ibrahimovic. Vabbè, tutto puntare sul gruppo. Comunque la squadra, noi siamo onorati comunque di far parte della Massimiliana, certo, che ha un nome e una storico, risonanza diversa rispetto a tutte le altre, non è perché ci siamo ma noi. è un dato di fatto, Insomma, il nome storico chi è che è... ha qualche capello bianco ricorderà la Massimiliana come una anche chi squadra non ce li ha più importante. i capelli, si ricorda. Anche chi non ce li ha più, soprattutto non volevo essere così. No, ci va anche... E quindi per noi è un onore far parte certo, di questa squadra, questo nome, e quindi cerchiamo di onorarlo anche in campo e non solo, diciamo, anche certo, col comportamento. Bene, bene, bene. Leonardo, quindi la lotta a 2 continua, quindi tra Sporting Barriera e San Michelese. Assolutamente, assolutamente, è un campionato a 2 quello tra la San Michelese, come dicevi tu, e quindi questo è un po' il girone F. Il girone F, mentre invece il girone sì. G... Per quanto riguarda il girone G, come il girone D, troviamo una classifica abbastanza corta, quindi ciò ci fa comprendere che i giochi sono ancora tutti aperti fino alla fine del campionato. Troviamo al primo posto capolista la Nuova Camarinense, pari punti con lo Sporting Priolo. Tra l'altro, Ettore, la Nuova Camarinense perde in casa contro lo Sporting Eubea 3-2 ovviamente per lo Sporting Eubea, che si trova nel troncone, nella parte centrale della classifica, a 24 punti con Acate e Netina. Avevamo sentito il presidente qualche settimana fa della Nuova Camarinense e ha capito bene lui stesso che comunque la squadra è impostata ed è organizzata per il grande salto, quindi anche se pur perdendo questa domenica io credo e sono sicuro che i programmi non sono cambiati, continua ad essere determinato tutto l'ambiente per cercare di arrivare al campionato di promozione. Sì, queste sono le leggi del calcio. Quindi una squadra è compatta quando riesce comunque a non demordere e a non farsi mancare mai quella che è l'adrenalina per poter continuare le vittorie, malgrado tutto.
Perfetto. Benissimo, abbiamo chiuso quindi con i gironi di prima categoria. Complimenti per il tuo debutto. Grazie mille. È stato benissimo. È andato bene. Grazie mille. Continuerai anche a essere presente nelle prossime puntate. C'è sempre il solito lavoro di redazione, perché sia voi a casa che state seguendo la nostra trasmissione, che voi che siete qui, capite bene, cercare di individuare tutti i risultati del campionato di dilettantisti siciliani non è facile, e dietro devo dire che c'è una redazione meravigliosa, si lavora già subito, appena insomma, gli arbitri fischiano ci si mette in moto, perché sapere i risultati non è assolutamente facile, e credo che forse pian pianino siamo diventati un punto di riferimento nel calcio dilettantistico, perché diamo la possibilità di questa informazione immediata serale. Sì, sicuramente quando uno rientra a casa dopo la partita, se vuole sapere i risultati di tutte le categorie, C'è degli penalty. amici, c'è penalty. Perfetto, benissimo. Siamo noi. Grazie Leonardo, Grazie a con te, lui grazie a l'appuntamento voi. chiaramente sarà per la prossima settimana. Adesso ci fermiamo, poi tra poco arriva Dario Giuffrida, parleremo del campionato di seconda categoria, la solita finestra sul Siracusa, ma soprattutto parleremo del calcio Catania e del Palermo. A Sì. questo punto Ci fermiamo, a fra poco. salutiamo in postazione il nostro Dario Giuffrida. Ciao Dario, ben Ciao ritrovato. Ettore. Ciao a Ben tutti. ritrovato, con Buonasera. te parleremo subito del campionato di seconda categoria, la solita finestra sulla terza, però legata solo ed unicamente al Siracusa, perché insomma ci sembra doveroso, e poi chiuderai con me per parlare del Catania e del Palermo. Bene, a questo punto seconda categoria, a te insomma il quadro sui gironi che trattiamo puntualmente ogni settimana qui a Penalty. Esatto, partiamo dal girone A, il girone del Palermitano e del Trapanese, che oggi vede una grossa sorpresa perché è arrivata alla 19ª giornata la prima sconfitta del Lazio Roma, tra l'altro per mano dell'Atletico Trinacria 1-0, scontro importantissimo perché a poche giornate dalla fine potrebbe teoricamente riaprire il discorso per la vetta e la classifica, anche se Lazio Roma ha sbagliato veramente poco in questo campionato. Ci sembra veramente impossibile che possa fallire 2 o 3 volte consecutive. In coda poi c'è veramente un altro campionato, perché tra la seconda e la terza ci sono 10 punti di differenza, aperta la corsa per evitare i play-out con appena 4-5 squadre nel giro di 3 punti, quindi vediamo Juvenile, ma anche il Città di Petrosino come Mondelliana e Renzolo Piccolo Terrasini. Tagliata fuori il Pro Mazzara. Tra l'altro la giornata non è ancora completa perché Libertas Marsala e la Mondelliana stanno giocando tuttora, quindi o avranno finito da pochi istanti, quindi ancora il risultato non è pervenuto. Benissimo, parliamo del girone F? Esatto, girone F, girone del Messinese. Sì. E con gerarchie confermate in questo caso, perché lo Sporting Club Giardini vince in trasferta alle Toianni 2-0, una partita molto importante. Le Toianni era tra le inseguitrici della graduatoria. Il Calatabbiano fa lo stesso e vince 3-0 fuori casa contro il Cariddi, che però lotta in ben altre zone di classifica. Da sottolineare ancora in coda alla graduatoria appunto la rinascita dello Sclopace da squadra Materasso con 2 punti in 10-15 giornate, a squadra che sta inseguendo con concrete speranze la possibilità anche di evitare i play-out. Visto mai dire mai nella vita, parlavamo di una squadra retrocessa, invece poi alla fine... Assolutamente no, lo vediamo questo in sì questa che è il vero graduatoria. calcio, il calcio dilettantistico che dimostra che nella vita mai arrendersi, soprattutto quando si tratta di calcio fatto anche e soprattutto per divertirsi. Direi di sì, anche perché l'equilibrio poi è tipico di questo girone, quindi quando ci sono queste situazioni è chiaro che le squadre possono anche ribaltare le proprie situazioni in classifica. Lo abbiamo visto e lo vediamo anche nel girone G, quello del Catanese, dove abbiamo una situazione molto simile con lo Zafferana, che fino a qualche settimana fa era un po' il caso clinico, diciamo, di questo girone, perché non riusciva veramente a vincere. In questa giornata in particolare è tornata alla sconfitta, però combattendo contro la Russo Sebastiano, che è terza in classifica, quindi 3-2, un risultato comunque onorevole. In vetta, a parte la Russo Sebastiano terza, troviamo Aci Bonaccorsi e Tre Mestieri Etneo che vanno punto a punto. L'Aci Bonaccorsi vince in trasferta a Santa Domenica di Vittoria e il Tre Mestieri invece fa suo il confronto casalingo con il Real Adrano, anch'esso in grandissima ripresa rispetto Due belle alla prima realtà però, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi e Tre Mestieri, perché vogliono ritornare un po' nel calcio che conta.
Sì, conosco qualche ragazzo sia... No, li conoscerai tutti. Sì, no, sia della Cibona Corsi che del Tre Mestieri, sono due squadre che con la seconda hanno pochi a che fare. Sì, infatti hanno organizzato un organico interessantissimo. Sicuramente. È vero, è vero. Allora, continuiamo con il girone H, Sì. il girone del Siracusano. E chiudiamo con la seconda. Esatto, chiudiamo così con la seconda. Purtroppo non siamo riusciti a ricevere in tempo il risultato del Floridia, molto importante perché in questo caso la classifica vedrebbe l'NB Mister Bianco tornare in vetta. Parliamo di una vittoria sonora dell'NB Mister Bianco contro lo Sporting San Paolo. Continua anche l'ascesa del D'Agata, che approfitta di una defiance, diciamo così, dell'Atletico Francofonte, che non si è presentato al match, quindi vittoria a tavolino, il Avranno più avuto comodo, da fare, forse, saranno i 3 punti più comodi della giornata. La domenica giustamente bisogna liberarsi per venire a giocare. Sai, parlavi di come queste categorie possono vedere i risultati ribaltati, in realtà queste categorie vengono spesso anche squadre che non si sobbarcano poi gli impegni a lunga distanza arrivate a un certo punto della stagione. Francofonte non è che poi tanta... vabbè, ma si saranno fatti i conti, non avevano abbastanza benzina. Va bene. Comunque in coda praticamente nulla di nuovo, con la scordienza ormai tagliata fuori, 9 punti, veramente difficile da recuperare questo. Benissimo, abbiamo chiuso quindi con il campionato di seconda categoria. Beh, a questo punto ci devi dare subito notizie sulla terza. Esatto, in terza abbiamo una vittoria veramente molto importante del Città di Siracusa 1-0 contro il Villasmundo, soprattutto perché viene dopo l'affermazione di ieri del Sicilia Nostra in casa contro l'altra squadra di Villasmundo, perché devi sapere c'è un Villasmundo e un Interclub Villasmundo. Giocano in quel campo che è il campo comunale di Villasmundo? E credo di sì, perché che molti forse non conoscono. Si alternano, quindi sì. E in condizioni pietose, cioè, come mai? Anziché fare due squadre, perché non ne fanno una buona. e soprattutto organizzano un campo, una struttura che dica si struttura. Ma vuoi mettere il sapore di una stracittadina? Certo, ci mancherebbe, con un campo disastrato di patate. Direi che è un sapore tutto diverso. Comunque la classifica dice Sicilia Nostra a 34, Città di Siracusa a 31, sempre più decisivo lo scontro fra 2 settimane fra la squadra di Lentini e il Città di Siracusa, e comunque sembra essersi ripreso dopo una leggerissima flessione. Vedremo se possiamo eventualmente invitare i 2 rappresentanti delle 2 squadre, Ci proveremo, così per fare un derby anche qui a penalty. Benissimo, perfetto. Allora a questo punto abbiamo chiuso anche con il campionato di terza categoria, facciamo solita appendice dedicata al Siracusa. Mi rivolgo ai nostri ospiti così li congedo. Massimiliana, che a questo punto, a prescindere da tutto, comunque ha fatto un campionato sin qui straordinario. Tenterete magari con i playoff? Sì, ancora per noi il campionato non si è concluso. Ed è giusto che sia così. Cercheremo di arrivare più in alto possibile. Anche perché poi il gioco dei playoff nasce anche sulla posizione dove sicuramente insomma, si arriva nella parte finale. La posizione è importante, quindi noi, proprio perché non abbiamo nulla da perdere, fino all'ultimo cercheremo di vincere tutte le partite rimanenti. Benissimo, vedo che Mister Costa vi ha dato quella giusta determinazione, quindi sono contento per voi. Direttore, squadra fatta a questo punto anche per la prossima stagione, con qualche piccolo aggiustamento anche nel campionato di promozione, non è escluso che potete dire la vostra? Ma sicuramente qualche piccolo aggiustamento ci vuole sempre migliorarsi nella vita comunque. Certo. Comunque, a parte i playoff, ricordo che mercoledì 6 ora avete una partita 15, importante di Coppa. abbiamo l'andata di Coppa contro il Castelbuonese, giocheremo le nostre carte anche. Quella è una via anche per arrivare al campionato di promozione. Assolutamente. Perché quindi, poi superato insomma, lo scoglio dei quarti diventa importante poi a quel punto il gioco, no? Certo, potrebbe essere una cosa a nostro favore. Una buona chance. Di portare più tifosi allo stadio. Benissimo, perfetto. Allora io vi auguro un in bocca al lupo, un buon proseguo di campionato e magari prossimamente, chissà, un ritorno anche a penalty, magari per festeggiare qualcosa, però non lo diciamo per una questione di scaramanzia. Assolutamente. Ringraziamo a tutti voi. Enrico Scordo e Sergio Franceschini della Massimiliana, campionato di prima categoria. Saluto anche Giada, come al solito, che oggi è stata presente per l'intera puntata. Un saluto a te. Devi salutare qualcuno? No, un caloroso abbraccio a tutti coloro che mi e ci seguono sempre. Benissimo, perfetto. Io invece a questo punto chiamo la sigletta per quanto riguarda la finestra sul calcio Catania e sul Palermo, perché insieme a Dario vi racconterò brevemente la domenica sportiva delle 2 squadre più importanti del calcio siciliano.
Beh, che dire, prima di parlare del Catania parliamo del Palermo, perché poi voglio dedicare qualche minuto in più al so Catania. che ti devi sfogare. So che mi devo sfogare. Allora, cortesemente possiamo già mandare un attimo le immagini di questo Palermo che ha pareggiato a Torino. È stata una partita un po' particolare, nel senso che il pareggio poi alla fine è stato stretto soprattutto al Torino, perché le occasioni da parte della squadra di Ventura sono state maggiori, e anche un po' di fortuna insomma ha aiutato la squadra di Gasperini, che è ritornato Stiamo in vedendo panchina. in questa occasione, tra l'altro, appunto Gasperini che torna e non si era presentato neanche con le migliori credenziali, perché Zamparini aveva detto lo riprendiamo per disperazione, ed è chiaro che non è il massimo. E mi ha del sorpreso il fatto che curriculum. lo abbia ripreso, sai perché? Perché qualche settimana prima aveva detto che era stato proprio lui che aveva rotto lo spogliatoio a Palermo, e che molti appunto della squadra non lo digerivano. Evidentemente non era proprio lui Vabbè, il diciamo pure problema. che è Zamparini, per cui insomma è facilmente intuibile il suo comportamento. Ma tra l'altro Zamparini aveva fatto anche una scommessa con una radio nazionale, non Sì? avrebbe esonerato Gasperini, l'ha persa, quindi ha scommesso bene. anche diversi mila euro. Comunque, per quanto Questa è una riguarda... grande occasione che nella grandissima- parte finale il Torino ha sciupato. Grandissima per andare in occasione per il vantaggio. Torino, ma soprattutto vogliamo parlare del Palermo, all'ennesimo pareggio che non serve assolutamente a nulla. Ora viene una partita un po' più semplice ma cruciale contro il Siena, anche se partite semplici in questa stagione il Doveva essere Palermo- semplice anche quella col Pescara, e poi alla Esatto, fine non si è rivelata difficilissima. non ne ha mai viste contro le avversari della sua stessa caratura. Poi però il Palermo avrà una serie di avversari abbastanza complicati, tra cui anche la Juventus, quindi se si devono fare punti importanti si deve cominciare subito e si deve cercare di giocare col coltello tra i denti anche contro le grandissime a questo punto del campionato. Se Però no, a questo punto intanto parliamo della prossima partita con il Siena, e mi auguro che a questo punto i 3 punti arrivino, anche per risollevare un po' l'ambiente e affrontare questa parte drammatica della parte finale della stagione, per cercare appunto di salvarsi, anche se insomma le difficoltà non sono vincono, tantissime. non vincono dal derby col Catania, e tra l'altro in questo filotto di squadre d'alta classifica possiamo dire che c'è senza ombra di dubbio il Catania. Certo. Benissimo, mi ha chiamato il Catania, facciamo vedere subito queste immagini di questa partita che ha dell'incredibile. Diciamo pure che il Catania è stato assoluto padrone nella prima parte della partita, del campo, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista di determinazione, dal punto di vista anche di gol, perché 2-0 vuol dire aver seduto l'Inter in maniera così lampante. Sembrava una squadra incredibilmente indiavolata il Catania. Sì, e stranamente gli stimoli vengono poi in queste partite. E stranamente sul 2-0 forse qualcuno si era un po' illuso. Peccato che si era illuso, perché non ha fatto tanto l'Inter, ha fatto poco il Catania per cercare di non perderla questa partita. Direi di sì. Guarda, io ritorno con la memoria alle 16:15 di oggi, quando il Catania in classifica figurava al quinto posto, a -3 dalla zona Champions League, quindi vengono un po' anche i brividi a pensarlo. Il Catania ha sciupato un'occasione... Questo è il gol del 2-1? Ecco, di Alvarez, se non di vado errato. Dove la difesa è rimasta un pochettino imbambolata. Era un'occasione d'oro, Ettore, perché andare in vantaggio contro l'Inter, tra l'altro il Catania difficilmente in questa stagione aveva sciupato vantaggi sul... Questo è il pareggio di Palacio. Anche in questa occasione insomma la difesa è sembrata un po' ferma sulle gambe, e in quel momento la squadra ha capito che era in difficoltà in maniera incredibile con l'Inter. L'occasione di Schelotto ha fatto un po' da preludio a quello che sarebbe arrivato di lì a poco. Qui c'è stata una grandissima occasione di Cambiasso, e poi niente, poi purtroppo c'è stato questo pasticcio finale e questa vittoria stiamo vedendo, che poi alla fine potrebbe anche starci da parte dell'Inter, se dobbiamo essere onesti, soprattutto per questo secondo tempo. Ci poteva stare, ma non per come si era messa la gara. Ripeto, il Catania non è abituato a sciupare vantaggi così consistenti al Massimino. La cosa non diciamo che è preoccupante, perché la squadra sta bene, è un intoppo, ci può stare... Amareggia di più. Amareggia, ovviamente ci fa, possiamo dirlo, rosicare di più, perché avevamo i 3 punti in tasca. Peccato, però il campionato continua, abbiamo dimostrato che per un verso o per un altro contro le grandi purtroppo fortuna ne abbiamo veramente E ci amareggiamo ancora di più sentendo soprattutto le telecronache di Sky, che ancora una volta il sassolino nella scarpa. rimarcano in maniera così forte e fastidiosa un tifo celato, nascosto, e credo che soprattutto chi fa le telecronache su una televisione a pagamento dovrebbe essere super partners. Ma sai
sai come mi insegni tu che le grandi TV vanno incontro ai grandi bacini d'utenza. Sì, Purtroppo vabbè, però Catania il suo bacino d'utenza ce sì, l'ha. purtroppo comunque. però Milano è più grande di Catania. Il problema è questo. Pazienza. Detto ciò, a questo punto che cosa succede? La settimana prossima c'è una partita difficilissima con la Juve. Tutte sono partite difficili e da ora in poi il Catania dovrà cercare ovviamente di gestirsele con la più grande tranquillità, perché può, contrariamente al Palermo che invece dovrà giocare alla morte praticamente con ogni partita tra l'altro. Bene, abbiamo chiuso quindi a questo punto la parentesi dedicata al calcio Catania, al Palermo. Le due squadre siciliane a metà, insomma, non sono andate certamente bene in questa domenica e speriamo bene per la prossima. Noi ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana, sempre con Penalty su Sesta Rete di Catania.